E dopo questo servizio la linea va in Veneto per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale dell'UDC in Consiglio regionale del Veneto. Innanzitutto, proprio in queste ore ha debuttato il nuovo governo Monti, l'UDC lo appoggerà, soddisfatti dei nomi? I nomi sono di altro profilo, noi ci auguriamo che siano veramente operativi, che diano una svolta a questo Paese, facciano quelle scelte che la politica dell'ultimo governo non è stato in grado di fare. Noi diamo il pieno appoggio, non abbiamo chiesto nessuna poltrona, non abbiamo chiesto nulla, abbiamo chiesto semplicemente che venga fatto l'interesse degli italiani, dell'Italia. L'Italia ha bisogno ora di scelte forti, radicali e anche che siano eque, giuste, per rimettere a posto i conti pubblici e per rilanciare l'economia e la produzione, quindi aumentare il PIL. E credo che questo governo abbia tutte le caratteristiche, speriamo che per poter farlo, speriamo che il Parlamento riesca a mantenere una fiducia perché questo possa operare in maniera fattiva e costruttiva per il bene del Paese. In Consiglio regionale proprio in questi giorni state dibattendo sull'assestamento di bilancio, servono soldi, ci sono, su dove si interverrà? Noi abbiamo criticato il fatto che in questo anno e mezzo di giunta Zaia non abbiamo visto nessuna riforma. Abbiamo tanti annunci, tante chiacchiere, abbiamo visto i fondi ridursi da Roma, ma a fronte della riduzione dei fondi, delle risorse, non abbiamo visto nessuna azione strutturale che vada ad alleggerire la burocrazia, a ridurre un po' gli apparati regionali, cercare di svincolare risorse per creare investimenti. Addirittura abbiamo azzerato gli investimenti, ciò si ripercuoterà in maniera forte sull'economia di questa nostra regione. E abbiamo visto un Zaia che qualche giorno fa di fronte alle scuole paritarie dice farò causa al governo. Scusi, ma io non ho mai visto nessuno che faccia causa a se stesso, perché finora al governo c'erano i suoi amici e lui non ha fatto nulla come Presidente della Regione per far sì che venga riconosciuto il principio di sussidiarietà, che è cioè riconosciuta questa realtà tipicamente veneta che fa risparmiare lo Stato ed è un vantaggio